Dove sta classifica Miez? Leva, non vedo il giocatore. Vergara, vai solo tu. Vergara, bravissimo, Vergara! Dai! Che sono tutti morti e devono stringere i denti. Ho sentito McTominay e Vergara. State a po'. Di Lorenzo and Dave. E vabbè. Boom, vetro proprio con le gomitate. Ma lo sanno questi, perché se questi guardano la panchina e vedono Garofalo, sanno bene che se giocano tosti non possiamo nemmeno sostituire. Bravo Vergara, vai Højlund, lancialo, non è fuori gioco, forse è fuori gioco. Vabbè, non ci arrivo. Vedo prateria. Vedo la prateria. Bravo McTominay. Piglia, approfitta. Gioca Vergara, gioca. Piglia. Fai che si stanno incartamando. Bravo McTominay, bravo. Non fa male. Vi renderete conto, no? Che quello già non stava bene perché non stava bene. E a botta in faccia, quello continuerà. E io sto male. Gioca Di Lore, la Champions League. Che ti butti a terra. L'ha battuto corto, muoviti. Facile, bravo Meret. Bel lancio McTominay, mamma mia, il calcio inglese. Vai Spina, Cucurella né nessuno. Bravo Vergara. Bravo, non ti fa fa, Juan Gesso, non ti fa fa. Bravo. Cavata, a Rodrigo. No, vabbè, dai, non ci credo. No, Juan Gesso. Ma io non si può protestare perché il braccio stava in volo e poi l'ha messo in linea. Ma se lo metti in linea mentre sta arrivando il pallone... ma perché i polli? Perché? Meret, ti prego, tu pure sei pararigoni, lo sappiamo. Qua! Io non ho parole. Capito che mo ci dobbiamo scoprire per forza, perché finché stai 0-0 tu la puoi buttare in caciara, ma mo devi segnare per forza. Vai Vergara, vai. Piglia Elmas. Vai Olivera. Buono. Quasi. Dai. Bravo Juan Jesus, dai. Lui non si abbatterà perché non se ne fotte proprio. Bravo Spina, vai Di Lorenzo, pensaci, c'hai quelli vicino. Bravo Lobo, vai Vergara. Gioca! Olivera, tu! No, Vergara, no, troppo sul portiere. Bravi, dai. No, Botka. Bravo Højlund. Bravo Lobo, vai Vergarino. Poi che Vergara quando da fa un grosso con destro fa. Dai, voglio che sugli angoli siamo 11 contro 11, Una volta può anche andarti bene. Se li batti bene però. Se li batti morbidi sul portiere no. Occhio, Olivera, com'è possibile? Che eri in vantaggissimo. A cui aiuta a Meret in faccia. Cioè, rendiamoci conto. Io pensavo che avevo sbagliato pallone. Proprio, mamma mia. Quindi Meret. Bravo Højlund. Bravo Di Lorenzo. Vai, continua. Di Lorenzo, mettila in mezzo. Don Raffaele è arrivato. Dai, si segna. Eccolo, Oliver. Pigli Meret, bravo. Era difficile metterlo in mezzo, Non c'era tanto spazio. Forza, ha fatto buona a tirare. Vergara, vai solo tu. Vergara, bravissimo. Vergara, che spaccime gol. Ho finito. Mi è mancato l'ossigeno per una... Calma, quando è stato bravo a fare quella piroetta per mettersela sul sinistro. E non ha dato manco il tempo di ragionare. Quell'altro ha tirato subito. Bravo, mamma mia. Non roviniamo tutto, Lo so che stracceranno il contratto d'affitto e dovrò trovarmi una casa. Non roviniamo tutto. Beh, il protagonista inglese, la hit. Mo Mariani lo conosce a Vergara.
Come fate conosci, esposite, eccetera, eccetera. Calma. Spina, alzati, Spina, più forza, dai. Bravo Elmas. Bravo McTominay, bravo Vergara, bravo McTominay. Scott, Vergara col piede caldo. Quasi. Io sono forti, ma non sono immuni da errori. Dai. Occhio. Bravo Juan Jesus. Bravo Vergara, è caduto Cucuretta. Dai. Maciel. Approfitta. Bravo Lobo. Vai giù. Con personalità. Vai Oliveira. Non lo puoi fare, lo so che lo vuoi fare, ma non lo puoi fare, non lo fare. Bravo Elmas, bravo Oliveira. Non era facile, voglio sul primo palo. Somiglia al gol che ha fatto ancora più difficile quello di McTominay. Anticipo sul primo palo, palo gol. Fermate il gioco. È finita. Arbitro. Signor arbitro. Fermate, è finita. Occhio, è saltato su Liz. Guancè. Hai iniziato molto bene. Hai fatto che la cacata. Hai continuato molto bene. E qua te lo sei perso completamente. Dai. Bravo Elmas. Bravissimo. Signor arbitro, hai ammonito Oriali. Signor arbitro, invece di ammonire a quello che fa il fallo, tu ammonisci Oriali. Ammonito Oriali. Elmas. Troppo. Bravo Lobo, bravo McTominay. Ancora, bravo Lobo. Bravo Elmas. Bravi. Bravo Buongiorno. Sì. Bene, Wagyu, che bello. I polli che poi diventano rooster, quelli là che poi chicchirichi. 5.000 like. Se finisce così 5.000 like. Altrimenti piangiamo a di dirotto. Gol meraviglioso di Vergara. Ha pareggiato il Napoli. 33esimo minuto. Nel corso del primo tempo cambia il parziale al Maradona. E come? Veramente questo ragazzo sia riuscito a mettere il pallone in porta dopo un'azione personale, una ruleta all'interno dei 16 metri avversari, per poi dipingere il diagonale verso il palo più lontano, lì dove Sanchez non può intervenire. Ha pareggiato il Napoli 1-1 tra il Chelsea e i campioni d'Italia. Chi se fanno trasia col Palmer o post? Vabbè. Dai. Gioca. Stai attento, Juan. Guarda, 2 passaggi sono arrivati. Piglia Vergarino, bravo. Maron. No, troppo presto. Non fare fallo. Calmati. Guarda, Joao Pedro è fortissimo. Bravo Oliveira. No, non era uscito. Bravo Buongiorno. Dai. Bravo Elmas. Bravo Spina. Non mollarlo. Bravo Buongiorno. Lieve sta classifica Miez. Leva. Non vedo il giocatore. Bravo Oilund. Bel calcio anche, bel calcio con scambi. Bravo Spina. La diagonale al contrario, bravo. Baro Vergara. Quanto è bello Vergara, sa da ridere, perché poi sì, ma Vergara c'ha quella bellezza scugnizza. Bravi. Un po' troppo lungo Vergara, calmati. Pedro, mamma mia. Dal nulla. Sai quando premi il tiro spettacolare e c'ha tutto a 99 e quindi è imprendibile. Che va a pigliare. Occhio Olive, occhio. Madonna mia. Fammi capire, chi se non è manca mancino? Oilund. Come possiamo essere 27esimi in questo momento? Che basta che perde una di quelle là dietro. Piede preferito destro. No, vabbè.
Spina, no, ragiona. Questi ci provano dalla distanza perché... sostituzione secondo me corretta, perché Juan Jesus col cartellino ovviamente non può spingere. Almeno Guti resta a sinistra e McTominay è un atleta senza precedenti. Bravo Vergara, ma che personalità. Vai Spina, prendila. È buono? No? Io questa cosa che ha subito McTominay non l'abbiamo vista nemmeno per mezzo secondo, non vi posso dire niente, che ne so. Occhio Guti, che cosa fai? Bravo, buongiorno. Bravo. Guti. Garnacio, vedi di fare un bel autogol, e non ci rompere i coglioni. Troppo spazio. Si è fatto male qualcuno. Di Lorenzo in lacrime. Perché Beukema non si stava nemmeno scaldando? Poi questa è un'altra domanda. Bravo Olivera. Sta arrivando Gutierrez, Elmas sta arrivando, bravo. Vai Gutierrez, sto pallone. Il Bayern che non vince col PSV. Juventus che non vince col Monaco. Atletico Madrid che sta perdendo in casa con Bodo Glimt. Fuori gioco. Madonna mio, grossa, bravo Spina. Qua non chiama sto fuorigioco. La caca, dai, è contro il suo club. Deve per forza, se gli arriva quella palla che The Hollywood vai, no, 2 contro 2. Pedro. Vabbè. Io però mi voglio capire pure Meretta non sta, mi sapo. No. Che peccato. Che brutta storia. Avete fatto alluccare pure per senza niente. I like non arrivano. Lo sforzo si sente nelle gambe. Non perdavamo al Maradona da quanti anni? Da quanti mesi? Che ci vuole dicere a sti vaglioni, ma che ci vuole dicere? Hanno fatto il possibile, massimo sforzo e fornuto le energie. E che ci vuole dicere? McTominay, tu come vuoi dicere? Niente. No, è arrivato il gol del Bayern. Quindi bastava il pareggio. No, non penso che bastava il pareggio. Questo è rosso, non cambia un cazzo, ma gli entra proprio con la gamba tesa sul piede a lui. Lukaku, col petto. Lukaku. Col petto. Bravo Vergara, arriva, buongiorno. Oh. Bravo Vergara. L'ultimo a perdere la... Bravo Lukaku. Abbiamo dato tutto, non credo si potesse fare di più di questo con le energie e con gli uomini a disposizione. Ci siamo illusi, ci abbiamo creduto e ce ne torniamo a testa alta come sempre, con la coda però tra le gambe, sperando di rimanere vivi. Tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita grande.